Il Graduation Day dell'Università degli Studi di Palermo arriva ad Agrigento, varcando le soglie del Parco Archeologico della Valle dei Templi, dove una folta folla di studenti neolaureati ha inondato la via sacra, colorandola d'arcobaleno con i propri tocchi, ciascuno secondo il corso di laurea d'appartenenza. Un evento speciale, arricchito dalla prestazione musicale dell'Associazione Bandistica Vincenzo Bellini e da una performance della Casa del Musical di Marco Savatteri, che ha visto la presenza delle autorità agrigentine, oltre che degli organi universitari, quali professori, membri dell'amministrazione, il coordinatore dei poli decentrati ed il magnifico rettore. Questo è un giorno di festa bellissimo per i ragazzi completano il loro percorso di studi, sono contenti, gioiosi e quindi è sempre una festa bellissima. Per la prima volta lo facciamo ad Agrigento, lo facciamo in coincidenza con la partenza di 3 nuovi corsi qui ad Agrigento. Da giorno 1 agosto ci si potrà immatricolare. Abbiamo rilanciato molto su Agrigento perché abbiamo portato 3 corsi importanti, un corso di economia, uno di scienze dell'educazione, uno di architettura, si uniscono al servizio sociale che era già presente, quindi un'offerta formativa ad Agrigento che torna ad essere importante. Noi crediamo molto su questo territorio, crediamo molto su questa città, vogliamo dare un contributo importante alla crescita sociale ed economica di questa terra attraverso la formazione. Accogliere in questa città un evento simile è stato senz'altro motivo di grande orgoglio, che calza il pennello con lo scopo culturale al quale Agrigento ambisce, che si appresta a festeggiare 2600 anni dalla sua fondazione ed aspira a diventare prima in Europa non solo per la contingenza geopolitica e storica, ma grazie alla cultura, ai suoi giovani e al loro futuro. Giovani che in questi anni di sacrifici non hanno smesso di credere e di lottare per la presenza viva dell'Università degli Studi di Palermo ad Agrigento. Per noi studenti di Agrigento forse questa cerimonia è particolarmente sentita perché, come tutti sanno, il polo universitario di Agrigento in questi anni ha, per così dire, subito delle conseguenze economiche e politiche che hanno interessato la nostra regione in questi anni. Tuttavia la riapertura dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2019-2020 dell'Università di Agrigento segna finalmente un ritorno del nostro ateneo palermitano nella nostra città. Quindi il Graduation Day oggi finalmente segna per la prima volta un nuovo passaggio, ecco, una nuova rinascita anche del nostro polo di Agrigento, e noi siamo fieri di appartenere al polo, ma soprattutto all'Università degli Studi di Palermo. Non resta che augurare ai protagonisti di questo Graduation Day un luminoso futuro, ricco di soddisfazioni e di traguardi che possano servire a rendere la Sicilia un posto migliore all'avanguardia, nella speranza, riprendendo le parole espresse dallo stesso magnifico rettore, che possano un giorno esaudirsi tutti i loro desideri. E allora ragazzi, in virtù dei poteri conferitimi dalla legge, proclamo tutti quanti voi dottori magistrali dell'Università della Sicilia Occidentale. Buona vita a tutti!